Italia che forza, Gaiani Pavaluci, che con le corna. Il nostro piatto di oggi invece sono le nostre maniche di fauci con i ceci. Gli ingredienti di oggi sono ceci, la nostra cipolla di giornata, carota, sedano e del datterino, olio extravergine d'oliva naturalmente. Andiamo a preparare questo piatto. Andiamo a cuocere la farina di grano duro, un pizzico di sale e dell'acqua e andiamo ad impastare. Impastiamo per bene. Come se le cogliero le fette pira, tirollalla, tirollalla. E come un ciacchianaro senza scala, tirollalla. All'occhianare a però fortuna, tirollalla, tirollalla. Allo scendere se rompio la rama. Andiamo a preparare i nostri manici di fauci con ceci. Ecco. Allora prendiamo un pezzetto di questa pasta e lo andiamo a stirare così. Facciamo un piccolo rullo. Ecco qua. Spezzettiamo pure con le mani e giriamo la nostra pasta così. La conferenza cacceresi, questi sono i manichi di fauci. E non mi marito, no, e non mi marito. Allora, come si preparano i nostri ceci? Allora, prendiamo tanti ceci e si mettono in ammollo la sera prima. Dopo che sono stati messi in ammollo si vanno a buttare nell'acqua. Si aggiunge dei pezzettini di sedano, datterino, dei pezzettini di carota, e la nostra cipolla. Dell'olio. Dopo che è tutto messo in pentola facciamo cuocere per circa un'ora. Quando già il tutto si è ridotto andiamo a mettere la nostra pasta e la mettiamo a cuocere. Ecco qua. I nostri manichi di fauci sono pronti. 5-6 minuti e sono pronti. Trascorsi questi 5 minuti andiamo a mettere i nostri manichi di fauci nel nostro piatto. Allo scendere se rompio la rama, Impiattiamo e non mi marito, mi dispiace per voi che non potete sentire il profumo dell'olio extravergine di oliva. Buon appetito! e con doti e senza doti, schietto a